Siamo con il mister della TR Azzurra Hockey Novara e possiamo dire con la tua spalla, Paolo, con Tony Lopriore, che è un tuo, come possiamo definire Tony? Un tuo compagno d'avventura, usiamo così, in questi anni, ma soprattutto in questa stagione. Paolo, innanzitutto andiamo a esaminare questa partita, una partita sicuramente difficile, una vittoria voluta e ottenuta soprattutto grazie a una grandissima grinta e determinazione. Sì, è stata una partita, sapevamo benissimo che sarebbe stata una partita difficilissima, sono davvero una bella squadra che giocano davvero un bell'hockey sotto tutti gli aspetti. Sapevamo che sarebbe stata una battaglia e si sarebbe giocata, l'avrebbe portata a casa forse chi avrebbe avuto più lucidità, chi avrebbe sbagliato meno, chi avrebbe avuto più cuore e voglia di portarla a casa. Siamo contenti perché i ragazzi questo l'hanno tirato fuori stasera e quindi gli faccio assolutamente i complimenti, insomma. Ecco, come andiamo a giustificare questo avvio veramente sprint 3-0, poi un attimo veramente di difficoltà con il ritorno del Tiene, chiaro merito anche della formazione ospite, ma forse se vogliamo trovare un po' il pelo nell'uovo, qualche errore ancora in fase difensiva? Si poteva forse gestire meglio quel momento, Paolo? Sì, beh, chiaramente tutte le partite poi quando prendi gol qualche errore lo commetti e ci siamo lasciati un attimino andare sul 3-0, abbiamo trovato subito tiro gol e ci siamo lasciati andare in fase difensiva e in concentrazione davanti e come ci siamo detti prima loro sono comunque una bella squadra, nel momento che scendi un attimino la purghi subito, questo ci è successo, abbiamo rimesso in piedi una partita che poi è stata tirata dal primo all'ultimo secondo, insomma. Tony Lopriore, allora Tony, questa tua nuova veste ecco, in panchina, ecco, un tuo commento importante, ti abbiamo visto veramente molto carico, a dare indicazioni spesso anche a Paolo, ma è giusto collaborare, ecco, un tuo commento su questo incontro veramente tiratissimo e direi poi con la vittoria meritata della formazione novarese tutto sommato. Vabbè, buonasera a tutti. Le due squadre ovviamente erano quelle più titolate quest'anno per poter fare il salto di qualità. Il Tiene è venuto qua con mi sembra il miglior attacco e la miglior difesa, quindi se non erro è una delle squadre che in questo momento stava giocando meglio. Noi ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo messa tutta, Paolo grandissimo allenatore perché ha tirato fuori la grinta dei ragazzi che nelle ultime partite ogni tanto mancava, stasera è servito tantissimo lui in panchina e sono contento di questo. Ovviamente la mia veste è cambiata, non potrò più giocare, adesso cercherò di dare una mano al Paolino in panchina e vediamo di fare veramente noi il salto adesso. Paolo, e il sogno continua. Sì, assolutamente, il sogno continua. Intanto ringrazio Antonio perché adesso che abbiamo parlato stiamo collaborando molto negli ultimi su decisioni, elementi, su tante cose e è davvero importante avere lui al fianco sotto tanti aspetti. E sì, il sogno continua, è ancora lunga, non c'è da mollare, se andare in trasferta ci aspettano 4 partite, una più difficile dell'altra. Possiamo definirle 4 finali? Esattamente, quindi concentrati al massimo e dobbiamo andare avanti con questa testa, insomma. Grazie e complimenti a entrambi. Grazie a voi. Buonasera.